Dopo le fatiche di Champion, il Bardolino Verona torna a rituffarsi in campionato e con un perentorio 6-0 inflitto alle friulane del Chiesiellis, la squadra veronese lancia un chiaro messaggio alle pretendenti al tricolore. Non sarà facile scucire lo scudetto dalle maglie gialloblu. Mister Longega concede un turno di riposo alla giovane Alice Parisi, in campo dal primo minuto Cristiana Girelli. In un pomeriggio disturbato da un vento gelido, le gialloblu partono subito all'attacco e pervengono al gol del vantaggio dopo appena 13 minuti. Dopo una bella azione in velocità, la difesa friulana respinge corto, riprende Gabbiadini che intercetta forse con l'aiuto del braccio e di controbalzo insacca con un esterno a giro. Trascorrono solamente 4 minuti e le veronesi pervengono al raddoppio. Apertura smarcante di Patrizia Panico per la corrente Pagliotti che si invola in area, aggira anche il portiere e mette dentro la sfera del 2-0. Le gialloblu potrebbero incrementare il vantaggio con Panico, Girelli e Motta, che però non riescono ad inquadrare la porta difesa da Caravilla. Si va così a riposo sul doppio vantaggio giallo-blu, un risultato che non lascia completamente tranquillo mister Longega, memore della rimonta subita a Reggio Emilia. In apertura di ripresa, le ragazze impiegano solamente 18 secondi per siglare la terza rete e chiudere definitivamente l'esito del match. Azione sull'asse Girelli-Motta, Valentina Boni mette in mezzo per la deviazione a rete di Venusia Pagliotti. Longega richiama in panchina le bocche da fuoco Gabbiadini e Panico, ma le veronesi pervengono ugualmente al quarto gol con la solita Pagliotti che completa il suo show siglando la rete della tripletta personale. La squadra friulana si scioglie mentre il Bardolino Verona continua a macinare azioni. A cavallo della mezz'ora arrivano le altre due reti. La neoentrata Toselli va sul fondo e mette in area piccola un'invitante palla bassa che l'ex gialloblu Piera Maglio, nel tentativo di anticipare Capitan Boni, mette nella propria porta. Partecipa alla festa del gol anche Valetto, che sull'angolo battuto da Valentina Boni sfrutta la propria altezza incornando la sfera a rete. Alla prova di forza del Bardolino Verona rispondono le due compagini a punteggio pieno Torres e Roma. Le sarde si impongono senza fatica sull'Atalanta. Le capitoline espugnano seppure di misura il campo del Venezia. Potrebbero rivelarsi già decisive per l'aggiudicazione del tricolore le gare che il Bardolino Verona dovrà disputare nei prossimi 2 mesi, quando Boni e compagne dovranno recuperare le 2 gare rinviate per la Champions e saranno chiamate ad affrontare in trasferta gli scontri diretti. Sì, è stata una buona vittoria, abbiamo giocato anche bene, direi che però in campionato non abbiamo mai fallito niente. Purtroppo c'è stata quella parentesi di Reggio Emilia dove siamo stati abbastanza sfortunati, oggi abbiamo ripreso a giocare, abbiamo vinto meritatamente, direi che è un buon Per noi oggi era importante appunto ritrovare la vittoria e fare una partita sotto l'aspetto proprio del gioco abbastanza convincente, quindi penso che oggi qualcosa si sia visto dopo la sconfitta di Lione. E moralmente questa vittoria ci dà un qualcosa di positivo comunque per riprendere il cammino che abbiamo non abbandonato ma un attimo lasciato in sospeso del campionato e speriamo di andare avanti così. Senti, ma cos'è cambiato a livello di partita fra quello che tu sai fare, voglio dire anche in campionato, l'abbiamo visto oggi, e quello che non avete magari fatto in Champions? Ma innanzitutto cambia l'avversario, prima di tutto. Il ritmo partita in Italia è completamente diverso da quello che c'è in Europa. Diciamo che dobbiamo lavorare ancora tanto e migliorare tanto sotto l'aspetto proprio della tenuta della partita a livelli alti.